Il sindaco di Raffadali da Cuffaro interviene oggi con fermezza nella gestione quotidiana dell'emergenza idrica, in costante ascolto dei bisogni della cittadinanza che rischia di acuirsi con l'inizio della stagione estiva, la tutela dei non residenti e in particolare dei tantissimi immigrati che tornano in paese per le vacanze. Nelle prossime settimane infatti si prevede il consueto afflusso di cittadini che pur vivendo e lavorando altrove mantengono un legame con Raffadali dove possiedono anche una casa di proprietà. Cittadini, afferma da Cuffaro, anziché trovare la meritata accoglienza nella propria terra d'origine, rischiano oggi di essere respinti da servizi burocratici e costi sproporzionati. È un dovere morale, continua Cuffaro, è civile accogliere a braccia aperte i nostri emigrati che tornano per riabbracciare le proprie radici e le proprie famiglie. Trovo inaccettabile che per l'utilizzo dell'abitazione solo per pochi giorni all'anno si pretenda la sottoscrizione di un contratto standard che impone il pagamento di spese mensili e annuali. Questa non è accoglienza, è un respingimento economico. La proposta ad ATI e AICA, contratti flessibili a chiamata, per risolvere il problema alla radice e superare questo paradosso. Il sindaco Ida Cuffaro ha annunciato che chiederà ufficialmente la convocazione dell'ATI dell'Assemblea Territoriale Idrica per modificare l'attuale regolamento sul tema. La richiesta formale coinvolgerà direttamente anche l'azienda speciale AICA, puntando all'introduzione di due strumenti specifici di flessibilità: contratto stagionale temporaneo, formule contrattuali leggeri dedicate esclusivamente a chi abita l'immobile per brevi periodi in zone servite dalla rete idrica, pagamento a chiamata a un costo già stabilito, la possibilità di pagare solo l'effettivo servizio richiesto o usufruito sulla base di una tariffa fissa e trasparente concordata preventivamente per coloro i quali vivono nelle zone non servite. L'amministrazione comunale di Raffadali, ribadisce il primo cittadino, così il proprio ruolo di front office e di scudo per i diritti dei residenti e dei figli di questa terra che tornano a casa affinché l'emergenza idrica non diventi un pretesto per penalizzare chi ama e sostiene il nostro territorio.